Amici del canale RCM, buonasera a tutti ed eccoci a un appuntamento con l'arte e con la musica. Questa sera una forma d'arte diversa da quella del solito. Parliamo di poesia, ma prima di presentarvi la mia ospite, mandiamo la sigla. Eccoci qua, siamo in compagnia di Sara Leppori. Ciao Sara. Ciao Maurizio. Benvenuta nello studio RCM, benvenuta nel mio studio. Io ci tenevo particolarmente ad averti qui perché sei giovanissima e sei una new entry come scrittrice. Si Sì, può dire così? Correggimi tu, ecco, sì, diciamo cosa che sei, una scrittrice, una poetessa? Ecco, parlami tu. allora, innanzitutto buonasera a tutti e sono strafelice di essere qua, quindi ti rinnovo il ringraziamento. Per quanto riguarda poi le definizioni, ti posso dire che non amo definirmi, quindi partiamo già da questo primo Certo, step. Però per quanto riguarda la poesia, più che dire scrittrice o scrittore, tendenzialmente si definisce l'autore, l'autore, quindi si ecco, è autori o autrici di ecco, poesie. benissimo, Quindi questa è una prima differenziazione che viene fatta. perfetto. Ecco, Sara, la tua passione, io so che tu sei laureata in farmacia, sei Sì. farmacista, ecco, la tua passione per la scrittura, ecco, io dico così, come nasce? Facciamo un piccolo excursus. Quindi sì, confermo, i miei studi sono prettamente scientifici, quindi mi laureo in farmacia, e faccio anche il liceo scientifico, quindi la matrice è più razionale. Però fin da bimba diciamo che ho avuto modo e possibilità di avere a che fare con l'arte, Ok, perché, dalle elementari, ho avuto la fortuna di avere una maestra che tutta la fa teatro, Renata Manca, mi sento anche di ma che citarla perché bello. è stata anche premiata da pochissimo. E quindi lei almeno una volta a settimana, teneva le lezioni di teatro. Ah, Quindi il ecco, primo approccio è stato col ma che teatro. bello. E poi si è inserita anche la poesia, tanto che, io ho avuto occasione di incontrarla da poco, proprio a una presentazione del libro che c'è stata a Calasetta. Lei mi ha fatto questa sorpresa e mi ha ricordato che una volta a settimana, teneva un po' un'oretta di scrittura. Quindi nel cortile della Ma scuola che tutti a bello, scriver poesia. ma che bello. Ecco, io direi di passare subito a presentare il tuo libro, poi continuiamo a parlare un pochino. Ecco, lo vediamo subito Eccolo qua. in questa slide. Ecco, Sara, presentacelo tu. Allora, questo libro è, già da come si può vedere dalla copertina, un libro illustrato, quindi le poesie sono alternate a delle illustrazioni di un mio amico grafico che si chiama Claudio Rossi, perciò è anche un libro altamente colorato. E c'è questa combinazione tra immagine e parola. Tutto rispecchia, diciamo, la musicalità anche dei termini utilizzati, è un po' un piccolo viaggio. Tra l'altro la storia di questo libro nasce anche da un compleanno. Accadde questo: dal 2017 io ripresi in mano la penna e la carta in modo un po' più, diciamo, costruito, Bene. fino a che nel 2018-19, decisi di postare qualche poesia sui social. Quando compii 30 anni il mio amico grafico decise di, raccogliere tutte queste poesie e fece lui un piccolo libro che ovviamente non era stato, editato. Quindi mi trovai per la prima volta una forma cartacea delle mie poesie. Da là, iniziò il dubbio, scavò il dubbio: "Sarà mai pubblicabile?" Da lì è nato questo iter, quindi febbraio di quest'anno no perché ormai siamo nel 2023, Certo. febbraio 2022, ho avuto appunto la fortuna, non lo so, c'è stata questa combinazione per cui questo progetto ha preso vita e siamo qua oggi a parlarne. Bene, Sara. Ecco, ma questo libro, i nostri amici da casa, dove lo trovano? Dove lo possono trovare? Alla Feltrinelli? Scusami, io ho un'ignoranza spaventosa. Non ti Ecco, mi preoccupare. devi aiutare tu, anzi, meno male che tu sei un'autrice e riesci anche a correggere le mie defiance. Ecco, quindi dove possono trovare il tuo libro, Sara? Allora, il libro si può trovare in tutte le librerie, anche negli store online e anche quindi anche su Anche su Amazon. Amazon, perfetto. Quindi, allora, amici da casa, acquistiamo tutti il libro di Sara Lepori perché è molto molto importante.
Ma continuando con te, Sara, quindi hai fatto teatro, innanzitutto hai una bellissima voce, Ti complimenti, ringrazio, ma veramente, potresti fare teatro, potresti fare radio, potresti fare tutto con questa voce qua, e poi sei anche di bella presenza. ti Ecco, ringrazio. Sara, raccontami qualcosa riguardo al teatro, così adesso tu sei qua per il libro, però Sì. mi viene spontanea una mia curiosità, ecco, com'è stato questo trascorso? Allora, il trascorso del teatro è stato un po', diciamo, un po' una lotta, mettiamola così, nel senso che, il teatro è sempre stato molto importante per me, e ho fatto teatro fino alla prima media. Poi, come accade a tutti nella fase adolescenziale, no, alcune lotte si accentuano di più, quindi ho abbandonato il teatro purtroppo, ed è rimasta sempre là questa postilla Certo, nell'anima. non si sa mai. Esatto. Poi ho preso coraggio nel 2018 e ho detto: "Ma sì, ricominciamo da un laboratorio". Che Quindi mi bello. iscrissi al laboratorio degli artisti fuori posto a Castello, da là mi son ripromessa di non mollarlo più. Poi purtroppo l'avvento della pandemia ha Eh rallentato sì, tanti eh sì, percorsi, è vero. però da poco, appunto, proprio questo novembre che si è appena concluso, è stato per me un mese dove ho potuto rimettere in scena uno spettacolo, Ma che bello. ed è stata un'altra bella esperienza da portare Signori, in amici saccoccia. della IRCM, ma qua abbiamo uno scoop doppio, non Eh. solo è un'autrice, ma è anche un'attrice, ecco, quindi questa è una cosa meravigliosa, è anche autrice quindi anche di questo spettacolo che hai portato in scena. No, non autrice Non perché è autrice. stato scritto appunto da Marco Da Vigo, Marco Vigo, bene, si bene, intitolava Dolce Amaro, quindi l'abbiamo benissimo. portato in scena a novembre dopo, un periodo anche là un po' difficile perché comunque non lo facciamo di professione, Ecco, perciò certo, mettere d'accordo gli certo, impegni lavorativi e no, personali non è con semplice. le prove non è stato semplice, però è stato alla fine un bel risultato. Ecco Sara, io mi viene spontaneo dirtelo, dai un messaggio a chi vorrebbe iniziare a prendere la penna in mano e buttare giù due righe, ecco, cosa consiglieresti? Allora, il consiglio principe è leggere, perché non c'è scrittore che non sia lettore. Quindi si parte sempre da là. Leggere è proprio nutrire l'anima, Tantissimo, dà arricchimento soprattutto di pensiero, perché più parole si conoscono, più pensieri si possono certo, articolare. certo. Ed è una cosa molto importante. E soprattutto l'altro consiglio che, posso umilmente dare, perché poi, ripeto, non mi definisco e io ho appena iniziato, quindi mi sto proprio approcciando a questo mondo. Comunque tornando nel concreto, l'altro consiglio è confrontarsi. Esatto, Perché, il confronto sia con persone che hanno già più esperienza, ma sia anche con chi non ce l'ha, perché lo scambio è fondamentale, lo scambio di forme artistiche anche diverse, perché da ogni cosa nasce altro, mettiamola così, sia dalle esperienze proprie che, di chi ci sta intorno. certo. C'è una parte del tuo libro che vuoi evidenziare? Sicuramente tutto bello, vi consiglio di leggerlo, ma c'è qualche punto che vuoi evidenziare del tuo libro? In realtà no, nel No. senso che, quello che mi piace alla proposta della poesia è che ognuno sia libero di interpretare e anche libero di leggerlo come vuole, cioè che possa iniziare anche a metà libro, passare alla fine e poi tornare Ah, all'inizio, bellissimo. perché in realtà è tutto molto ciclico. Non c'è un tema portante, i temi sono diversi, quindi ci sono delle figure che comunque ritornano, che sono quelle della libertà, del mare, del cielo, dell'acqua. L'acqua è un elemento che ritorna tantissimo in varie forme. Benissimo. Principalmente posso dire che quello che ho fatto è stato prender spunto da attimi di vita, da, diciamo anche dei dettagli Ma che bello, fondamentalmente, anche davanti a un tramonto per dire, no, quindi l'emozione, stare in ascolto è stata la chiave, bellissimo. e prendere anche un po' di coraggio nel condividere quello che scrivi. Sara Lepori, un animo grande, una bella persona, ecco. Io vi invito tutti quanti, mettiamo il link in descrizione, acquistate il libro di Sara. Non è qui per fare la pubblicità al No. suo libro, ma è perché io l'ho invitata e mi faceva piacere presentarvela, farvela conoscere. Però io aggiungo, acquistate il libro perché merita veramente tanto. Ti ringrazio Maurizio. Sara, grazie a te per essere stata qui con me. Io veramente sono onoratissimo di aver fatto sia la tua conoscenza, ma soprattutto perché mi hai degnato della tua presenza nel mio studio. Il mio è un arrivederci.
Anche il arrivederci mio, presto. volentieri. Benissimo. Salutiamo tutti. Ciao a tutti Arrivederci. quanti da casa, Ciao a a tutti. presto con un'altra puntata dell'RCM. Ciao.